Adesso è ancora troppo presto per fare la conta dei danni. La Protezione Civile sta lavorando per mandarci queste ipotesi che saranno ancora molto sommarie dei danni ovviamente ai beni pubblici e ai beni privati. Noi interverremo nella prossima legge di bilancio per supportare comuni, popolazioni e imprese. Ho chiesto ovviamente anche al Governo che si muova in tal senso. Oggi la priorità è far tornare il più possibile alla normalità quei territori. Oggi abbiamo ancora a Romance e a Cormons delle persone sfollate, a Cormons per il crollo che c'è stato della collina che ha colpito e ha creato anche ovviamente una situazione di dramma con 2 persone scomparse, ma è stata fatta un'area di sicurezza di 300 metri e quindi sono state sfollate oggi e anzi in queste ore stanno facendo tutte le verifiche, capire se si può ridurre l'area interessata, se è necessario, e lo faremo immediatamente, degli interventi immediati per almeno mettere in sicurezza il più possibile in queste ore. Dall'altro a Romance stiamo vedendo per quanto riguarda, e coinvolgeremo anche tutti i professionisti, per quanto riguarda il controllo degli impianti elettrici e quindi vedere se sono tutto a posto, dell'utilizzo di gas ed altro, per ovviamente far tornare le persone in sicurezza. Sta lavorando FVG Strade, sta lavorando la Direzione Infrastrutture e stanno lavorando le DR per quanto riguarda le strade. Certe sono state già riaperte, certe riapriranno a breve, certe invece hanno bisogno di interventi molto impattanti e importanti nelle aree colpite, però insomma stiamo lavorando in questa direzione per far tornare il prima possibile e il più alto numero possibile di cittadini nelle proprie case e far tornare la normalità a quei territori. Dopodiché lavoriamo ovviamente per quanto riguarda il post-evento. Andrà sui luoghi oggi? Credo di sì. Questo pomeriggio penso farò una visita nei luoghi colpiti per vedere anche personalmente la situazione, incontrerò i sindaci, però in questo momento l'importante, ribadisco, è dare risposta alla Si popolazione. aspetta che anche altre regioni possano aiutare, mi pare che Zaia dal Veneto abbia detto siamo disponibili a dare una mano. Guardi, non è che sono disponibili, hanno già dato a disposizione 10 squadre che penso arriveranno da qui alle prossime ore. L'Emilia Romagna ha dato disponibilità, abbiamo comunque chiesto la mobilitazione nazionale e ieri, nel tardo pomeriggio, il ministro Musumeci l'ha firmata, quindi il supporto nazionale c'è tutto, ringrazio ovviamente di questo e quindi perché servono persone ma serve anche coordinarle. Per quello dico serve oggi governare nell'ordine un'emergenza senza sovrapposizioni. È un territorio fragile questo che stiamo... Ma io penso in realtà che siamo di fronte a eventi meteorologici che si susseguono molto più rapidamente rispetto al passato. Gli interventi, penso che siamo la regione che in Italia ha stanziato più risorse per combattere il dissesto idrogeologico. In questi anni di mio mandato abbiamo detto centinaia di milioni di euro, ma centinaia di milioni di euro. Quindi su questo devo dire siamo all'avanguardia. Purtroppo eventi di questo tipo, dove oltretutto anche i modelli non davano indicazioni che potessero avvenire in quelle aree colpite in modo così consistente, le piogge e situazioni che oggettivamente sono estreme si sono verificate. Lei ha lanciato anche un